Ragione e regione. Graficamente cambia una vocale, ma in sostanza, quando si parla di sanità, le due parole diventano problema e soluzione. La ragione è quella che spinge i cittadini a chiedere una sanità migliore e all'aderire in massa a iniziative di raccolta firme per chiedere risposte alla regione, come nel caso di questa paziente del San Bassiano che ribadisce quelli che sono i problemi della nostra sanità locale: ritardi, liste d'attesa e disagi. Io sono 22 anni che vivo a Bassano e che pago le tasse a Bassano. Perché non posso usufruire di questo ospedale? Ogni volta me ne devo andare a farmi le visite privatamente perché magari non posso aspettare e loro ti danno liste d'attesa infinite. Per un'ecografia ai testicoli a mio figlio, 1 anno d'attesa, da maggio 2021, maggio 2022. Io sono andata a pagamento. Ma secondo lei è accettabile sempre, sempre, qualsiasi cosa io debba fare? No, no, mi sono stufata. Nel 2022, su 29 milioni di prescrizioni mediche, la Regione del Veneto ne ha erogate solo 16 milioni nelle strutture pubbliche. Questo significa che le altre 13 milioni di visite o di analisi sono state effettuate in cliniche private oppure sono rimaste inevase. Tutto ciò ha spinto il PD regionale ad attivare una petizione a sostegno della sanità per chiedere alla Regione di intervenire e risolvere il problema. Problemi che sono acuiti nell'ULSS 7, dove le eccellenze non mancano, con medici e infermieri di assoluto livello, ma manca, appunto, personale medico. Di solito vado all'ospedale di Sant'Orso e mi sembra che ci sia una carenza di personale. Poi per la struttura invece funziona, secondo me, solo che se manca il personale. Ragione e regione, una vocale di differenza per raccontare una lunga serie di problemi a cui la regione è chiamata da tempo a trovare una soluzione e intanto cittadini e pazienti soffrono e restano in attesa di qualcuno che gli dia ragione.